La nostra famiglia coltiva vigneti da 4 secoli e la nostra azienda è stata fondata quasi 50 anni fa da nostro padre Aldo. Siamo nel cuore della provincia di Treviso, a pochi chilometri da Conegliano Veneto, capitale del Prosecco e della Grappa, a Vibano di Godega di Sant'Urbano, a metà strada tra Venezia e le Dolomiti. La struttura principale è una vecchia cascina contadina, in parte costruita nel Seicento, insieme alla piccola chiesetta. Entrandoci si respira un'aria di casa, dove le pietre hanno ancora l'antico marchio di fabbrica. A fianco all'ingresso troviamo l'antico focolare attorno al quale a sera si riunivano le famiglie. Le pareti sono adornate con gli oltre 350 riconoscimenti da noi ottenuti. Essere sostenibili e restituire alla terra ciò che essa ci ha dato è il nostro motto. Per questo utilizziamo esclusivamente energia elettrica da fonti idroelettriche, la geotermia per la climatizzazione degli ambienti, ricicliamo acqua, tutto il polietilene e la carta siliconata, fino al 70% del vetro, proviene da produzioni riciclate e le vernici sono tutte ad acqua. Infine, carta e cartone provengono solo da foreste coltivate in maniera sostenibile. Tutto parte da qui, dai nostri vigneti coltivati nel rispetto della natura e rigogliosi che circondano l'azienda e da quelli che si trovano nelle zone eroiche dell'area del Prosecco DOCG, sempre coltivati a mano. Tra questi vigneti abbiamo anche una piccola cantina per produrre vini ancestrali, secondo i ritmi delle stagioni, rifermentati in bottiglia, con basso grado alcolico e senza solfiti e zuccheri aggiunti. Le uve arrivano in carri refrigerati, vengono poi diraspate e infine pressate in modo soffice. Una parte subisce un trattamento di criomacerazione e dopo la separazione dalle bucce, il mosto viene poi mantenuto a 0 gradi in cisterne d'acciaio. Qui rimarrà per tutto l'anno, in modo da permettere sempre la massima freschezza della base spumante. Ne consegue una maggiore longevità, cremosità e qualità del vino. All'inizio della fase di presa di spuma, il mosto viene messo nelle autoclavi, riportato a temperatura ambiente e addizionato dei lieviti. Inizia così il processo di spumantizzazione. Le autoclavi sono come delle grandi bottiglie, dove la fermentazione avviene come in una normale bottiglia di vetro, con un risultato finale perfettamente identico, come provato dalla Scuola Enologica di Conegliano. Successivamente alla stabilizzazione a freddo, il vino viene filtrato e infine imbottigliato con impianti ad altissima tecnologia, dove le bottiglie vengono lavate per ben 2 volte in modo da garantire la perfetta igienicità. Ogni fase della produzione viene registrata automaticamente e ogni bottiglia viene ispezionata sia elettronicamente che visivamente per garantire l'assoluta perfezione. E infine vengono lasciate a riposo per ritrovare il naturale equilibrio. Al termine della vendemmia disponiamo di un'altra preziosa materia prima, la buccia dell'uva, necessaria per la produzione della grappa e in parte anche dei liquori. Per produrre 1 litro di grappa servono 12 kg di vinaccia, che dopo la separazione dal mosto viene messa a completare la fermentazione in appositi contenitori. Viene poi 3 volte distillata in alambicchi, con cura artigianale, sotto vuoto e a bagnomaria, con separazione della testa e della coda, in modo da garantire i migliori profumi primari e maggiore morbidezza. Una volta che il distillato è pronto, viene diluito con acqua delle Alpi affinché raggiunga la gradazione di consumo, refrigerato a 20 gradi sotto zero per solidificare alcune sue parti e poi filtrato. Il distillato coincide con l'origine della nostra azienda e qui possiamo vedere la nostra prima distilleria a Caldaiette, dove Sandro, a 14 anni, entrava dentro ad ognuna di esse per pulirle periodicamente. Alcune delle nostre grappe vengono lasciate maturare in barrique di rovere e altri legni pregiati per 12 o 18 mesi, acquisendo così i caratteristici sentori di legno, mantenendo però la freschezza e l'aromaticità
delle uve d'origine. Produciamo inoltre infusi e liquori straordinari, prodotti con materie prime strettamente selezionate con denominazione di origine o con tracciabilità certa, spesso anche biologiche, come il limone, i pistacchi, la melagrana di Sicilia, il ginger del Vietnam o le creme, che provengono esclusivamente dalle nostre Alpi. Segue poi l'imbottigliamento con impianti ad alta tecnologia e con un controllo qualitativo manuale. Il nostro primo dei 30 Prosecco Bar è proprio qui, nel quale i clienti vengono accolti tra un sorriso e un calice di vino. Si ispira agli antichi bacari veneziani, con l'obiettivo di contribuire a diffondere cultura enogastronomica italiana nel mondo. Il Museo della Grappa è la sala in cui raccontiamo la storia nostra e di altri distillatori, dimostrando che la forma della bottiglia ha da sempre caratterizzato ogni produttore. Nella sala delle spezie effettuiamo le degustazioni dei vermouth o dei distillati, identificandoli con le spezie di riferimento. La sala Art in Grappa racchiude la storia delle bottiglie da noi soffiate. Venne esposta per la prima volta nel 1997 all'Istituto Italiano di Cultura di New York e in altre capitali del mondo. La sala ospita anche Spirit of Peace, un'opera esposta in prestigiosi musei del mondo, costituita da colombe contornate da lacrime che si trasformano in pioggia e fanno rinascere la vita. A circa 6 chilometri dall'attuale sede principale si trova la Soffieria Alexander, sede originale dell'azienda e dove le bottiglie in vetro soffiato vengono soffiate a bocca dai nostri maestri vetrai. A pochi minuti dalla sede principale a Fontanafredda, in provincia di Pordenone, si trova il nostro centro logistico Bottega, un grande spazio destinato al riposo dei prodotti a perfetta temperatura e climatizzato sempre con sistemi sostenibili, fino al giorno della loro partenza per il viaggio intorno al mondo, dove vivranno nei vostri palati.